Sospese in regione somministrazioni e prenotazioni dei vaccini AstraZeneca in attesa del giudizio dell'EMA. 3.000 inoculazioni programmate restano in stand-by. Il ministro Speranza rassicura i cittadini. Regionalizzazione della scuola, patti finanziari Demanio e finanza locale. Domani il ministro Maria Stella Gelmini sarà a Trieste, Pordenone e Palmanova per affrontare questioni strategiche con il presidente Fedriga. C'è anche il noto infettivologo Bassetti tra i testi del PM nel processo a carico della protettrice sanitaria Petrillo, accusata di non aver inoculato vaccini ai bambini. Nuova udienza in tribunale a Udine. Per le prossime elezioni comunali a Pordenone scende in campo anche la sexy prof Anna Ciriani in corsa per la fascia tricolore. Si vedrà l'attuale sindaco e il suo omonimo Alessandro Ciriani, oltre a Gianni Zanolin. La squadra è in campo contro la capolista Empoli nonostante 5 casi di Covid che portano a 13 le defezioni totali. La squadra di Tessera in piena emergenza è chiamata d'impresa. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Dopo la sospensione precauzionale delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca vengono temporaneamente interrotte anche le prenotazioni per le vaccinazioni a favore delle categorie dei servizi essenziali a cui era destinato il siero. In attesa del responso dell'Agenzia Europea del Farmaco, previsto per giovedì, si fermano temporaneamente le somministrazioni del vaccino AstraZeneca e le relative prenotazioni anche in Friuli Venezia Giulia. 3.000 persone per le quali era già stata programmata l'inoculazione dovranno aspettare il via libera dell'EMA. Chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato, questa è una pausa solo precauzionale. I vaccini sono e restano l'arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili. Lo ha detto oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. La direttrice dell'EMA, Emer Cook, in una conferenza stampa ha precisato che l'inchiesta è su alcuni lotti specifici del siero di Oxford e che comunque, allo Stato, il rapporto rischi-benefici di AstraZeneca resta positivo. Il nostro compito, evidenziato, è mantenere la fiducia nella sicurezza e nell'efficacia dei vaccini con una valutazione scientifica. Dopo la sospensione precauzionale disposta dall'AIFA, in Friuli Venezia Giulia sono state temporaneamente interrotte le prenotazioni per le vaccinazioni a favore delle categorie dei servizi essenziali a cui era destinato il siero. Ne dà notizia il vice governatore Riccardo Riccardi, aggiungendo che sarà cura del centro unico di prenotazioni ricontattare le persone che si erano prenotate. Per quanto riguarda il siero AstraZeneca, le agende sono al momento bloccate, mentre le vaccinazioni Pfizer procedono come programmato. Quanto all'ordinanza della Presidenza del Consiglio firmata dal commissario per l'emergenza Figliuolo, che prevede che le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate in favore di soggetti disponibili al momento per ottimizzare l'impiego evitando sprechi, Riccardi precisa che l'ordinanza non deve indurre i cittadini a raggiungere i punti vaccinali, creando assembramenti. Il documento nazionale prevede comunque che sia rispettato l'ordine di priorità individuato dal piano nazionale. Le aziende sanitarie, ha spiegato Riccardi, continueranno a contattare le persone che ne hanno diritto affinché nessuna dose vada sprecata. Normalmente a fine giornata restano tra le 5 e le 9 dosi di siero. I dati odierni vedono 15 i decessi con Covid in Friuli Venezia Giulia, calano rispetto a ieri le positività. Su 4.801 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 243 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,06% e su 5.471 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 429 casi, 7,84%. Aumentano le ricoveri nelle terapie intensive che sono 77 e 530 sono le persone accolte in altri reparti. Le persone in isolamento oggi sono 14.167 in aumento rispetto a ieri.
Versa in gravissime condizioni Emanuele Calligaris, un carabiniere in servizio al comando Legione di Udine, 47 anni, maresciallo maggiore, ha cominciato a sentirsi male qualche giorno fa. È stato accolto in ospedale dove gli è stata diagnosticata un'emorragia cerebrale, ricoverato in terapia intensiva, lotta tra la vita e la morte. Grande la preoccupazione della moglie con cui vive a Montegnacco di Cassacco, con il figlio piccolo, dei genitori, di rientro dalla Sicilia e di tutti i colleghi. Aveva ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid AstraZeneca a inizio marzo all'ospedale di Udine. I dati sui contagi nel Pordenonese non sono da zona rossa. Con questa premessa Fratelli d'Italia chiederà a Regione e Ministero della Salute di allentare le restrizioni per scuole e attività commerciali della destra tagliamento. Una lettera sarà inviata alla Regione e al Ministero della Salute per chiedere di allentare le restrizioni nel Pordenonese, finito in zona rossa da lunedì, ma con numeri epidemiologici sotto la soglia di guardia. A sottoscriverla sono gli amministratori di Fratelli d'Italia della destra tagliamento. È una missiva che è sottoscritta da tutti gli amministratori vicini a Fratelli d'Italia, eletti nelle file di Fratelli d'Italia e non solo, che invieremo per appunto chiedere che venga analizzato il contesto e venga fatto dal Ministero della Salute e dal Presidente di Regione. Se possibile cerchiamo di venire incontro a questa esigenza. Quanto ai numeri, il Friuli occidentale si attesta a poco più di 150 casi settimanali per 100.000 abitanti, sotto la soglia dei 250 indicata dal Comitato Tecnico Scientifico per far scattare le maggiori restrizioni. In particolare, Fratelli d'Italia chiede di valutare la riapertura delle scuole e delle attività commerciali. Siamo in un contesto di regione rossa, quindi i movimenti non sono consentiti. Nella zona in cui, tipo la provincia di Pordenone, i dati lo potrebbero consentire, fare in modo di poter tornare a scuola e non mettere in ginocchio le famiglie che hanno grossi problemi per quanto riguarda la gestione della didattica a distanza nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. Siamo consapevoli che la situazione è delicata e assolutamente non vogliamo mancare di rispetto ai morti per Covid, a coloro i quali quotidianamente si battono per contrastare questa pandemia, però nel momento in cui i dati lo possono consentire, come dicevo prima, se era possibile stabilire delle zone rosse e arancioni all'interno di un contesto regionale, questo credo che si potesse fare prima e si può fare anche adesso. Domani il ministro Mariastella Gelmini sarà a Trieste, Pordenone e Palmanova per un tour in Friuli Venezia Giulia e soprattutto per affrontare le tematiche di competenza della Commissione paritetica con il Presidente della Regione Massimiliano Federica. La regionalizzazione della scuola, i patti finanziari e poi il demanio e la finanza locale. Domani il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, sarà in regione per incontrare il presidente Massimiliano Federica, con il quale verrà fatto il punto su alcune partite strategiche per il Friuli Venezia Giulia. Il primo incontro in programma è alle 11 nella sede del Palazzo della Regione a Trieste. Qua il confronto durerà circa un'ora, i temi saranno quelli già affrontati in sede di commissione paritetica. La regionalizzazione della scuola sarà quello focale, con la regione che è ancora in animo di portare a casa alcune competenze e in particolare quelle già esercitate dall'ufficio scolastico regionale, come la programmazione formativa e il rafforzamento della stessa, con la possibilità di mettere a ruolo insegnanti aggiuntivi a carico della regione, che non vorrebbe comunque il passaggio del personale. Sul tema dei patti finanziari, la competenza del Ministero delle Finanze, con cui l'obiettivo è di avviare una interlocuzione per superare il patto attuale che prevede che il Friuli Venezia Giulia versi 700 milioni allo Stato ogni anno. Lo scorso anno il pagamento era stato sospeso causa Covid, ora l'obiettivo è di rinegoziare l'intero accordo. Alle 14.30 invece il ministro del governo, guidato da Mario Draghi, e il governatore si sposteranno a Pordenone, nella sede di Confindustria Alto Adriatico, per la firma dell'accordo Più Sicuri in Fabbrica tra le organizzazioni sindacali e la locale associazione degli industriali, riguardante la vaccinazione dei dipendenti delle aziende private. Il ministro, sempre accompagnata da Federica, alle 17 sarà a Palmanova nella sede della Protezione Civile per un briefing con il vicepresidente Riccardo Riccardi, che presenterà la struttura nata in Friuli Venezia Giulia dall'esperienza del terremoto. La Guardia di Finanza di Pordenone ha denunciato 6 persone per bancarotta fraudolenta, reati fiscali ed evasione che hanno riguardato un'azienda pordenonese del settore edilizia fallita nel 2018. Tra gli indagati anche un esponente del clan dei Casalesi.
Un buco milionario che ha riguardato una società pordenonese del settore dell'edilizia, fallita nel 2018, e al centro di un'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone che ha denunciato 6 persone per bancarotta fraudolenta e reati fiscali, rilevando anche numerose violazioni alla normativa antiriciclaggio. Nel corso dell'attività di indagine, coordinata dalla Procura di Pordenone, sono state accertate distrazioni per quasi 2 milioni di euro e imposte evase per 800.000 euro, importo per il quale è stato disposto il sequestro per equivalente eseguito dalle Fiamme Gialle sui beni finanziari a disposizione dei responsabili dei reati, il che ha consentito di ristorare lo Stato per l'evasione fiscale. Il nucleo di polizia economica finanziaria ha scoperto che i 4 amministratori della società, succedutesi nel tempo, e altri 2 soggetti che gestivano de facto l'impresa, avevano determinato un aggravio del dissesto pari a circa 3 milioni di euro, compiendo operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento della società, astenendosi dal chiederne il fallimento con grave colpa, oltre ad aver ottenuto, durante i 3 anni antecedenti, i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge in maniera irregolare e incompleta. Nel corso delle indagini sono stati anche rilevati diversi trasferimenti di denaro contante tra soggetti privati, oltre la soglia massima stabilita dalla normativa antiriciclaggio per complessivi 44.000 euro. Condotte che, a fronte di un buco di oltre 3 milioni di euro, hanno consentito di svuotare l'azienda su ogni assetto, a discapito di decine di aziende e persone creditrici. Tra gli indagati c'è anche un personaggio vicino a sodalizi mafiosi. Si tratta, come riporta l'ANSA, di un uomo ritenuto del clan dei Casalesi e che è attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale. Come riferito dal comandante delle Fiamme Gialle di Pordenone, Stefano Commentucci, il soggetto sul territorio friulano non ha commesso reati di tipo mafioso, ma aveva, come amministratore di fatto, rilevato la proprietà dell'azienda che si trovava in difficoltà economiche, ma invece di capitalizzarla, risulta poi averla strumentalmente utilizzata proprio per acquisire illecitamente liquidità dai suoi fornitori, mai pagati, e per commettere correlati illeciti fiscali. Una nave battente bandiera di Panama è detenuta dalla Guardia Costiera di Monfalcone per gravi irregolarità alle principali convenzioni internazionali sul trasporto marittimo. Si tratta di una portorinfuse lunga 181 metri, ormeggiata nel porto commerciale di circa 21.000 tonnellate di stazza lorda. La Capitaneria di Porto di Monfalcone ha rilevato 17 deficienze, delle quali 11 particolarmente gravi, attinenti sia aspetti strutturali sia problematiche relative alle condizioni di vita a bordo. Particolarmente significative le carenze relative ai marittimi imbarcati, contratti di lavoro falso, salari non corrisposti, certificati non verificabili e numero di persone a bordo inferiore a quello richiesto. L'equipaggio ha scioperato per alcuni giorni in attesa di ricevere garanzie da parte della società di gestione della nave, garanzie che non risulta siano ancora pervenute. Con questa salgono a 2 le navi fermate nel compartimento marittimo di Monfalcone perché considerate pericolose per la sicurezza della navigazione. La seconda è stata detenuta a Porto Nogaro solo 2 settimane fa. Controllato dalla polizia locale dopo le 7 di oggi, il bar Tavagnacco Perché No è stato trovato con una ventina di clienti che consumavano bevande acquistate poco prima per asporto, sia all'interno del pubblico esercizio che sulla scalinata di accesso. Gli avventori sono stati allontanati dagli agenti locali di Tavagnacco che hanno sanzionato il titolare per 400 euro, cui è aggiunta la sanzione accessoria della chiusura per 4 giorni. Resta aperto il tabacchino. A Pordenone la polizia locale ha denunciato 5 persone tra pakistani e afghani che avevano occupato abusivamente delle abitazioni abbandonate, identificando altri 2 stranieri che dormivano al Bronx. Il sindaco controllo ferreo su questo tipo di immigrazione. 5 stranieri denunciati per occupazione di edifici e terreni, di cui 4 con precedenti e altri 2 identificati. E questo l'esito dell'intervento della polizia locale di Pordenone, scattato lunedì 15 marzo. Tutti i soggetti sono risultati regolari in Italia, senza fissa dimora. Gli agenti guidati dal comandante Massimo Olivotto hanno controllato 2 case abbandonate in via Ricchieri e in viale Venezia e 3 luoghi cittadini sulle quali c'erano state segnalazioni: il Bronx, l'ex Fiera e la zona dell'Auditorium Concordia. Tutte le aree sono poi state messe in sicurezza e pulite da AGEA. I proprietari delle abitazioni dismesse, inoltre, sono stati invitati a metterle in sicurezza, chiudendo l'ingresso in modo tale da evitare accessi abusivi. Nell'abitazione di Viale Venezia erano presenti 5 persone, 3 afghani e 2 pakistani, denunciati all'autorità giudiziaria. I 2 identificati, invece entrambi pakistani, sono stati fermati al Bronx, dove sono state rinvenute coperte e altro materiale per bivacco. Anche all'ex Fiera e al Concordia sono state trovate tracce di bivacchi, abbandoni di rifiuti e altro, mentre in via Ricchieri è risultato tutto regolare. Si tratta di persone che hanno accumulato precedenti, che restano in questo territorio, che vanno da altre parti senza poi porre fine a questo loro girovagare, che soprattutto non si inseriscono in nessun contesto, non riescono assolutamente ad inserirsi.
creando anche fenomeni di microcriminalità. Non si tratta solamente di dare la caccia a chi magari dorme in posti non opportuni, si tratta soprattutto di capire queste persone che futuro avranno, che cosa possono dare alla nostra città. In questo momento possiamo dire niente. Questi non sono assolutamente benvenuti e avranno da parte del Comune un controllo assiduo, costante e ferreo. Nuova udienza in tribunale a Udine del processo a carico dell'operatrice sanitaria Emanuela Petrillo, accusata di non aver inoculato i vaccini ai bambini del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Tra i testi del PM anche l'infettivologo Matteo Bassetti. Anche l'infettivologo Matteo Bassetti, già direttore della clinica malattie infettive dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, tra i testi sentiti oggi in tribunale a Udine per la nuova udienza del processo a carico dell'operatrice sanitaria Emanuela Petrillo, accusata di non aver inoculato i vaccini a bambini del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Bassetti è stato sentito dalla pubblica accusa perché consulente del PM al tempo in sede di incidente probatorio. L'esperto ha spiegato che già con la prima dose di vaccino inoculata ai bambini la copertura avrebbe raggiunto il 90% e oltre il 99% con la successiva. Nei test eseguiti sui bambini che aveva trattato l'operatrice Petrillo invece non è stato trovato alcun anticorpo. La percentuale di copertura era pari allo 0, a conferma della mancata inoculazione dell'antidoto. È stata sentita in aula anche una collega operatrice che lavorava con Petrillo a Codroipo. Ha detto che le era parso strano che con l'imputata i bambini non piangessero mai durante la puntura. L'udienza è stata rinviata al 6 aprile alle 9. A riferirlo l'avvocato Fabio Crea, che tutela l'azienda sanitaria locale di Treviso nella vicenda giudiziaria. L'assistente sanitaria trevigiana deve rispondere di falsità in certificati, peculato e omissione d'atti d'ufficio. Petrillo si è sempre dichiarata innocente e vittima di un complotto. Ed ora andiamo a Udine, dove si intensificano i controlli nelle aree sensibili grazie all'incremento dei fondi messi a disposizione dalla Regione. La Giunta Comunale di Udine ha deciso di procedere alla stipula di una convenzione con un istituto di vigilanza per attuare un servizio ausiliario di controllo da affiancare alla Polizia locale, avvalendosi di fondi regionali che quest'anno sono di 220.000 euro, 70 in più rispetto allo scorso anno. Partirà dal 1° di aprile, inizialmente fino al 25 di luglio, ma assolutamente siamo convinti di poter concludere il servizio al 31 di marzo dell'anno prossimo. Una pattuglia di guardie giurate sarà riservata appunto per il quartiere delle Magnolie, una invece per i parchi pubblici e anche per un supporto all'attività della polizia locale nella zona della Cavarzerani su precisa richiesta di un comitato di cittadini. Da 10 giorni la vigilanza nel quartiere delle Magnolie è raddoppiata. Soddisfatto l'assessore Ciani per i primi risultati. 43 sanzioni per la violazione normative anti-Covid, 21 verbali per la violazione del divieto di consumo di alcol nella pubblica via, controllato 255 persone e abbiamo effettuato 5 rintracci di persone clandestine, tutti pakistani, 2 questa mattina, 2 rintracci con contestuale denuncia di persone che avevano il divieto di ritorno in città, 3 denunce per rissa o resistenza pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio è stato fatto il primo ordine di allontanamento che in caso di violazione porterà al DASPO. Udine saluta l'arrivo della primavera con una serie di lavori di rifacimento del manto stradale di diverse vie del centro. Si parte da Via Gemona. A Udine si prospetta una primavera all'insegna dei lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda il rifacimento del manto stradale di vie del centro, a partire da Via Gemona, dove il cantiere sarà aperto il 22 marzo. La posa del porfido, condizioni meteorologiche permettendo, dovrebbe concludersi l'8 maggio. L'opera, del costo di 664.000 euro, prevede anche il rifacimento del porfido in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra Piazza Duomo e l'incrocio con via Gorghi e via Piave, in via Grazzano, nel tratto compreso tra via della Cisterna e piazza Garibaldi, e a concludere tra fine estate e inizio autunno in via Superiore tra via Leite e via Villalta. Sono in previsione anche il rifacimento del manto stradale di via Petrarca, non soggetta a interventi nell'ultimo trentennio, con l'impiego di materiale la cui durata è garantita per almeno 10-15 anni e la sistemazione della segnaletica. È previsto l'impiego di materiali innovativi anche per il recupero della ciclopedonale che conduce all'area dell'ex cascina Mauroner, dove sarà progettato un bosco urbano.
Fungerà da bretella di collegamento con la riva del Torre, consentendo di valorizzare, anche dal punto di vista turistico, una zona naturalistica all'interno del perimetro cittadino. Il Comune di Udine, in attesa del bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale, impiegherà nei prossimi 5 giorni lavorativi interinali che saranno destinati pro tempore al settore dell'impiantistica sportiva e a servizio dei cittadini che chiedono di poter usufruire dell'ecobonus. Il Comune informa inoltre che per la normativa anti-Covid prevista per la zona rossa la maggior parte dei dipendenti è smart working e tutti i servizi sono comunque garantiti. E allora andiamo a Pordenone, perché per le prossime elezioni comunali scende in campo anche la sexy prof Anna Ciriani, in corsa per la fascia tricolore. Si vedrà l'attuale sindaco, che è il suo anonimo, Alessandro Ciriani, oltre a Gianni Zanolin. Ciriani sfida Ciriani. Alle prossime amministrative, in autunno, nella corsa per la poltrona di primo cittadino di Pordenone, il sindaco Alessandro Ciriani si troverà di fronte anche la sua omonima Anna, meglio nota come la sexy prof, diventata celebre per le sue uscite senza veli. Insegnante di italiano al Centro Provinciale Istruzione Adulti di Pordenone, Anna Ciriani, 52 anni, conta oltre 40.000 follower su Facebook e 20.000 su Twitter e non è nuova alla politica. Nel 2019 si era candidata alle europee con i Popolari per l'Italia nella circoscrizione del Sud. Ora ci riprova puntando alla fascia tricolore nella sua città natale, come spiega a Telefriuli. Pensare di poter fare qualcosa per migliorare la città in cui vivo e la qualità di vita per i miei concittadini è diventata una missione che si è fatta via via sempre più forte e mi ha motivata a candidarmi come sindaca e a creare una lista civica. Ho cercato persone competenti nei vari ambiti per realizzare una città smart, green, ecosostenibile, proiettata al futuro e ai bisogni della gente. Voglio dare vita al turismo e nuova vita al commercio, alla ristorazione e ai luoghi di aggregazione. Pordenone e i pordenonesi meritano di più. Quindi io sono pronta e darò il massimo per tutti voi. Insomma, la sexy prof punta a essere il terzo incomodo tra l'attuale sindaco di centrodestra e Gianni Zanolin, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, Civica e Movimento 5 Stelle. I tralicci della media tensione uccidono un grifone, simbolo della riserva naturale del lago di Cornino. Il mondo scientifico e politico invoca immediati interventi risolutivi, mentre l'amministrazione comunale di Forgaria nel Friuli convocherà a breve i gestori della linea, il 10° esemplare morto per lo stesso motivo. Uno splendido esemplare di grifone adulto, simbolo della riserva naturale regionale del lago di Cornino, i cui esperti monitoravano e studiavano da una quindicina d'anni, è morto molto probabilmente nella giornata di domenica per essersi posato sul traliccio della media tensione. A segnalare il fatto è stata una residente di Somcornino che ha individuato la carcassa negli spazi verdi attigui al suo cortile. A nulla è valso l'immediato intervento della squadra di recupero della riserva. Molto probabilmente il maltempo e le forti raffiche di vento hanno contraddistinto la mattinata di domenica scorsa e hanno indotto l'animale a posarsi proprio sul traliccio della media tensione, provocandone la morte per elettrocuzione, spiega il direttore scientifico della riserva del progetto Grifone, professor Fulvio Genero. Il mondo scientifico e politico invoca immediati interventi risolutivi, mentre l'amministrazione comunale di Forgaria nel Friuli convocherà a breve i gestori della linea. È il 10° esemplare morto per lo stesso motivo. Purtroppo, aggiunge Genero, questo decesso incrementa i dati della strage che i tralicci provocano fra gli avvoltoi tutta l'avifauna di grossa taglia. Si tratta della principale causa di morte, insieme all'avvelenamento da piombo legato al consumo di resti di origine venatoria. Chiude in leggero utile nonostante il Covid-19 il gruppo Eurotech, la multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce edge computer e soluzioni per l'Internet of Things, anche se la pandemia pesa sul capogruppo Eurotech SPA. Il CDA ha approvato il bilancio consolidato che ha chiuso il 2020 con ricavi a 69,3 milioni di euro, meno 32,1%. La capogruppo Eurotech SPA invece ha chiuso con una perdita di 3 milioni. L'amministratore delegato Roberto Siagri ha sottolineato che il 2020 è stato un anno difficile che ha fermato temporaneamente la crescita, evidenziando però che il risultato finale è senza perdite, confermando la strategia di business. La pandemia, ha affermato, non potrà che accelerare il processo di digitalizzazione e di rinnovamento delle imprese. Con il ritorno ad una nuova normalità tutti ci aspettiamo un'accelerazione degli investimenti nel controllo remoto, nelle operazioni a distanza e conseguentemente contiamo di trovarci nella posizione di poter esprimere al meglio tutto il potenziale accumulato in questo ambito.
Siamo in chiusura, ma vi ricordo subito dopo la pubblicità l'appuntamento con Sport FVG in primo piano. Il Pordenone Calcio in campo questa sera dalle 19 contro la capolista Empoli, nonostante 5 casi di Covid che portano a 13 le defezioni totali. La squadra di Tessera in piena emergenza è così chiamata all'impresa. Vi lascio dunque alle notizie sportive, grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.